Sono sempre triste. È normale. Quando ero piccola non ero sempre triste. È una domanda seria. Dipende da come ti mostri, aver la vita come hobby, praticarla tutti i giorni, riuscendoci a tutti i costi. Puoi sfuggire via nei sogni, che almeno lì non soffri. Ma se di fatto dormi da sveglio che cazzo offri? Perdere l'ambizione per sentirsi normali, vivendo l'illusione che siamo tutti alla pari, senza poterti domandare se per te sia l'ideale. Convincerti equivale a costringerti ad accettare nido e accertare di un futuro sicuro, guardarlo andare in fumo ancora prima di averlo vissuto. Tanto vale che ci sputo, sono un sopravvissuto. Chi ha visto troppo non ha niente ma vorrebbe avere tutto. E questa è la menzogna che respiri ogni giorno, la rogna che ti fa apparire bugiarda agli occhi del mondo. Ma se ci pensi una bugia è una verità di fondo. La tua vita in primo piano, i problemi in sottofondo. Noi, ricercatori della conoscenza, siamo per noi stessi degli sconosciuti, per la buona ragione che in realtà non ci siamo mai cercati. Che possibilità abbiamo noi di trovarci un giorno o un altro? Il nostro tesoro è là dove sono gli alveari del nostro sapere. Dimmi tu cos'è più facile, il benessere o il malessere? Dimenticare oppure ricordare senza mai riuscire a smettere? Trasmettere luce oppure buio? Rendere il mondo bello oppure abbandonarsi al brutto? Abbandonarsi al lutto cerebrale, chiuso in bagno ad ubriacarsi, buttando al cesso la vita che ancora devi crearti. Vai contro te stesso, mica contro gli altri, solo con te stesso, non con gli altri, che nessuno ti aiuterà mai. Non aspettarti una mano dal cielo, unicamente la tua mano a renderlo sereno, e unicamente la tua vista condurti lungo la nebbia della mente, per far sì che il tutto si materializzi sopra niente. Sai, viviamo solo di certezze, non di sé, di forze. La sicurezza che risiede nelle nostre forze. Il bacio del tuo grande amore sulle labbra, lo scoglio ancora intatto fra la sabbia corrosa dall'acqua. Siamo noi che non vogliamo sentire che c'è altro al di là della materia. Ma tu guarda, tutto il mondo di oggi si fonda sulla materia. L'acquisizione, l'avere più che l'essere, la concorrenza. Il sistema nel quale viviamo è fondato sulla materia e sui criteri con cui viene gestita la materia. La crescita. Ma siamo sicuri che il progresso deve essere solo crescita? O non sarebbe molto meglio arrivare ad una situazione in cui abbiamo poco ma il giusto?